Dopo l'assedio di ieri nei pronto soccorso di Treviso, Conegliano e Oderzo, letteralmente in emergenza, con un arrivo eccezionale di codici bianchi e verdi e un surplus di lavoro per i 3 medici di turno, con il supporto di altri 2 camici bianchi affiancati in ciascuna struttura in occasione dello sciopero dei medici di base, la dirigenza ospedaliera della Marca corre ai ripari. Già preallertati i medici ospedalieri in reperibilità in vista della prossima mobilitazione dei colleghi di medicina generale e prevista a dicembre per le giornate del 13, 14 e 15, ovvero mercoledì, giovedì e venerdì. In pronto soccorso metteremo un medico in più che chiameremo per rispondere in tempi brevi alla richiesta delle persone. E visti gli arrivi emergenziali registrati ieri pomeriggio, i suggerimenti per cercare di evitarli o comunque arginarli nel corso del prossimo sciopero. Quindi, se possibile, nel momento in cui la persona ha una sintomatologia, cerchi di andare al pronto soccorso o comunque di farsi vedere dal medico, evitando magari di aspettare tempo. Consigli a parte, la trattativa con medici di base si sarebbe opacizzata nella richiesta del passaggio dei medici di famiglia sotto la Regione Veneto. Tengo a precisare che il medico di base, perché ovviamente poi chi ci ascolta deve essere fornito di tutte le informazioni necessarie a poter capire, non è un dipendente pubblico.